Quarta vittoria consecutiva per la Saugella Monza, che mantiene l'imbattibilità interna in 6 gare, sconfiggendo 3-1 Perugia. Le Brianzole giocano ancora a fasi alterne, ma la costante è un muro che non lascia scampo alle ospiti. Saranno 20 a fine gara. In attacco, Orro gestisce al meglio le sue attaccanti, tra le quali, oltre alle solite Vanecke e Meiners, a segno con 21 e 16 punti, si aggiunge una Ortman in ripresa, che ne segna 10. Per la Bartoccini forti infissi, ottima la ex Ortolani con 18 punti e buone prestazioni da Velkova e Kuolas, ma Mazzanti fatica a trovare una seconda banda efficace tra Carcasses e Angeloni. Eppure è proprio la cubana ad essere decisiva con 3 attacchi e 2 muri, tra cui quello finale su Vanecke, nella prima frazione, vinta ai vantaggi 26-28. Ortolani, fallosa in avvio, prende sempre più confidenza con il match, ma dall'altra parte una danese in gran spolvero, votata MVP alla fine, tocca ogni attacco a rete, chiuderà la gara con 6 muri e 12 punti, ma intanto Monza domina il secondo set chiudendolo 25-20. Terza frazione simile alla precedente, partenza forte di Monza che arriva al 17-11, nonostante la solita Ortolani propizi il sorpasso sul 21-22. Ci pensa Liz Vanecke, 5 attacchi e 3 muri, cui si affianca il buon ingresso di Ortman per Begic a ribaltare nuovamente il set, chiuso 25-23. Perugia è a corto di soluzioni, Monza invece continua a spingere con Vanecke, Meiners, Ortman e la rientrata Begic in ritmo a turno, ben gestite da Orro. Ortolani cala, ma Monza commette 10 errori diretti che graziano Perugia, che sotto 20-14 recupera 23-21. Ancora una volta un attacco di Vanecke e il muro di Ortman chiudono i conti consegnando i 3 punti a Saugella. Finalmente sono arrivati questi 3 punti che per la classifica e per il morale fanno bene. Stiamo lavorando bene in palestra e i risultati si stanno vedendo. Piano piano continuiamo a migliorare tanti aspetti, alcuni alti e bassi come dici tu, e lavoriamo per questo, per far sì che non accadino più.